Perché il ponte? Il ponte è casa mia da 20 anni quasi, da quando facevo il volontario e portavo i volantini, facevo il porta a porta, a quando poi invece mi sono candidato e ho fatto il consigliere, l'assessore. Il ponte è la casa delle idee in cui credo, l'attenzione ai più deboli, all'ambiente, ed è una comunità politica che ha saputo in questi anni mantenere sempre la barra dritta sui valori, ma ha saputo anche cambiare con tante persone nuove che hanno portato aria fresca, però sempre con continuità. Ciao a tutti, benvenuti alla prima puntata della rubrica Il Ponte risponde. Sarà un'occasione per ascoltare, sentire e fare alcune domande alle persone che sostengono la lista, ma soprattutto sostengono la candidatura di Andrea Zampar. Oggi siamo venuti a Rivignano, nel posto vicino dove lavora Federico Gratton, persona molto importante in questi 15-20 anni nel panorama cervignanese, assessore, consigliere e persona molto vicina ad Andrea che ci può dire qualche cosa in più di lui. E io inizierei con qualche domanda. Perché Andrea Zampar? Andrea è innanzitutto una persona competente e credo che oggi per amministrare questo sia un requisito fondamentale. Andrea conosce la materia, saprà senz'altro garantire che Cervignano non perda importanti opportunità di ricevere contributi attraverso bandi europei, nazionali o regionali e soprattutto garantirà ai cittadini una serietà e una precisione nell'amministrazione della città che non tutte le città possono vantare. Molto bene. Cosa ne pensi del team che lo accompagnerà? Cosa ne pensi della lista? La lista, come tante altre volte, è un insieme di tante persone che provengono da mondi diversi, da associazioni diverse, nuove, persone più esperte, persone che hanno portato in questi anni tante novità a Cervignano, penso ad Alessia Zambon con il Festival del Coraggio, che porta a Cervignano persone anche da tutta la regione, anche da fuori regione. E penso a tante persone che sapranno sicuramente trovare nel ponte uno spazio di dialogo aperto e capace di assorbire e raccogliere le loro idee. Molto bene, adesso definiscimi Andrea con 3 aggettivi. Definire Andrea con 3 aggettivi. Innanzitutto competente, l'ho detto prima, Andrea ha un curriculum che parla per lui, sicuramente conosce il fatto suo e saprà amministrare la città bene, conoscendo i meccanismi e le leggi che la possono governare. Andrea è una persona precisa, non si è mai fatta trovare impreparata su nessun punto del bilancio in 5 anni di consiglio comunale, ha sempre saputo rispondere anche ai 1000 euro di variazione e alle domande più puntuali e soprattutto penso che Andrea sia una persona affidabile per tutti i cittadini a cui affidare le chiavi della nostra città con serenità e dormire tranquilli che in buone mani. Ultima domanda, ma non meno importante, mettiamo sugli chiavi da sole. Qual è il miglior consiglio per l'avventura di Andrea che sta iniziando? Guarda, io se posso un consiglio personale più che politico, consiglio ad Andrea di saper volare alto rispetto ad alcuni colpi bassi che sicuramente riceverà in campagna elettorale e poi da sindaco. La politica è fatta di tanti sgambetti, di tante cose spiacevoli, sei sempre sotto i riflettori, ti attaccano, ti criticano. Andrea deve saper passare sopra questo, saper essere il sindaco di tutti, saper riconoscere le critiche costruttive e farne tesoro, ma non perdere tempo con chi lo attaccherà, succederà sicuramente perché è successo a tutti prima di lui. Federico, invece voglio farti una domanda particolare. Cosa invece consiglieresti a chi si appresta a votare? Agli elettori è difficile dare consigli, gli elettori sanno cosa fare, sanno chi rispecchia di più le loro idee. L'unica cosa che mi permetto di dire è di leggere con attenzione i programmi, valutare i curriculum, non farsi condizionare da delle sensazioni troppo frettolose, perché tante volte si dedica molto più tempo a scegliere il nuovo smartphone piuttosto che a votare alle elezioni, che siano locali o nazionali. Leggete, informatevi, valutate, conoscete e dopo fate un voto consapevole. Eccoci qua, allora grazie mille Federico per le tue risposte. Grazie a voi per avermi contattato. Federico è il primo di una lunga serie di interviste per il Ponte Risponde
e in bocca al lupo per tutto. Grazie In bocca al mille. lupo a voi e buona campagna elettorale. Grazie.